Con i Verdi europei stiamo facendo un'azione in contrasto al governo Meloni, che in questo momento sta mettendo in ginocchio l'intero comparto della produzione di canapa con due atti. Un decreto ministeriale che inserisce l'estratto di CBD e quindi il CBD, il cannabidiolo, che ha evidenti effetti benefici per la salute e utilissimo appunto per la prevenzione di emicranie piuttosto che di altre patologie croniche. E il secondo atto invece è un atto che è un emendamento che è stato approvato in commissione intanto, per cui non è ancora legge, ma andrebbe a mettere in ginocchio l'intero settore produttivo della canapa, perché impedisce formalmente l'utilizzo della parte più remunerativa della canapa, l'infiorescenza. La parlamentare europea Cristina Guarda, insieme al consigliere regionale Renzo Masolo, a Padova per lanciare un'iniziativa in difesa della canapa light a uso medico e i tanti imprenditori che hanno investito in questo settore. Ogni intervento che viene fatto a danno di questa pianta dell'utilizzo dell'infiorescenza è un atto che viene fatto in contrasto a tutte le piccole e medie imprese che stanno investendo in uno dei settori che in Italia è tra i più rischiosi, perché il continuo cambio di opinioni da un punto di vista legislativo, politico, per trovare dei capri espiatori per magari nascondere altri atti, tutto questo cambio di rotta rende questo investimento molto pericoloso per l'imprenditore stesso, e invece, ribadisco, è uno dei settori che può far più bene all'ambiente, e tra l'altro è una pianta che consuma pochissima acqua. È un accanimento ideologico per l'esponente dei Verdi al Parlamento europeo. Sono più di 10.000 i lavoratori del comparto in tutta Italia. Il Veneto rappresenta il 15% dei produttori nazionali, una produzione molto sviluppata da Belluno a Rovigo. È un'assurdità scientificamente imprecisa e assolutamente antiscientifica, ed è una lotta che mi sembra davvero sia più a vantaggio di alcuni settori lobbistici, addirittura nel settore appunto della vendita illegale, e non invece a vantaggio di una produzione sana che fa bene alla salute, fa bene addirittura all'ambiente, e è il settore che sta crescendo di più del 36% dal 2016 ogni anno fino al 2019.